Un'interessante iniziativa organizzata dall'ASP in merito alla sicurezza. Sì, sicurezza negli ambienti di vita. Oggi questa giornata, questo corso rivolto solo ad operatori sanitari, è un corso prevalentemente tecnico ed è rivolto a tutti i nostri operatori con il contributo però delle forze dell'ordine, dell'INAIL e anche di altri stakeholder presenti nel nostro territorio. L'ASP si sta portando avanti il piano regionale della prevenzione attraverso appunto queste linee che sono dei fondi vincolati per cercare di fare e di sensibilizzare la popolazione e di prevenire incidenti stradali e incidenti domestici, che sappiamo bene che l'impatto sia sociale ma soprattutto sanitario, ma con ricadute economiche, incide tantissimo nella nostra società. Un interessante convegno oggi sui rischi, sulla prevenzione, un corso di aggiornamento per i medici e non solo. Sì, no, è un approccio davvero importante. Io sono stato chiamato oggi, bontà loro, a coordinare queste attività, rifletto a voce alta in maniera immediata come tutti i colleghi. La cosa nuova è un'altra, è che finalmente ci si sta aprendo a un'ottica diversa, cioè quella di collaborare tutti quanti, siamo tutti corresponsabili della nostra salute, i corresponsabili, i medici, i pazienti, gli operatori sociali, le istituzioni, le associazioni, ognuno di noi deve avere il suo ruolo nell'educare e intanto nel prevenire le malattie, ma soprattutto nell'educare e nel promuovere la salute. Quanto è importante un'iniziativa di questa, si parla di sicurezza negli ambienti di vita, ecco, secondo il suo aspetto di sociologa. È molto importante soprattutto parlare di prevenzione, perché appunto soprattutto in ambito domestico quanto mai necessaria. Molti improvvisano, specialmente a casa, che è un ambiente ritenuto sicuro, ed è necessario avere la competenza, non è sufficiente l'esperienza. E la nostra raccomandazione appunto è quella di formarsi anche per prevenire questo tipo di incidenti. Oggi un interessante convegno di formazione professionale sulla sicurezza negli ambienti di vita. Sì, è uno dei programmi del piano di prevenzione aziendale, piano di prevenzione che prevede un cambiamento di paradigma per quanto riguarda la sanità, perché la sanità deve tendere, per sostenere i costi, deve tendere a rendere le persone consapevoli per poter gestire la propria salute. Per far questo ci sono sviluppati nel piano una serie di programmi che prevedono delle azioni e guidate da principi di intersettorialità, equità, promozione della salute, life course, cioè seguire il paziente lungo tutto il corso della sua vita, a cominciare da prima della nascita, e infine di formazione, azione di formazione e comunicazione. Tutto questo, l'intersettorialità interna ma soprattutto quella esterna, con tutti quelli che partecipano alla salute, cioè comuni, enti, le scuole, le associazioni, i portatori di interessi a vario livello, si devono organizzare secondo quanto dettato dal piano e si devono organizzare per promuovere in maniera univoca quella che è la promozione della salute nei vari ambiti. In questo caso, nel nostro caso di oggi, nella prevenzione degli incidenti domestici e stradali. E guarda caso l'attività principale che si deve fare è la promozione dell'attività fisica, sia quella aerobica sia quella fisica assistita, la cosiddetta AFA, per particolari disabilità, che è utile a prevenire tutto questo. In più il consiglio breve che anche i medici di medicina generale, PLS e i pediatri di libera scelta dovranno fornire e verificare che sia stato recepito come se fosse una ricetta, ma non solo loro, tutti quelli che lavorano nell'ambito della sanità e quelli che collaborano, il consiglio breve che permetta appunto alle persone di evitare le malattie croniche non trasmissibili che non sono più sostenibili. Ecco il suo contributo a questa iniziativa, dottore? Io porto il mio contributo nella veste di ortopedico e traumatologo
nell'ambito appunto di questo corso che parla appunto del rischio delle cadute in ambiente domestico, dei traumi che si verificano in ambiente domestico, sono tanti, e anche degli incidenti stradali. Oggi si è visto che è molto importante parlare di questo tipo di problema per rendere la popolazione più attenta a quello che si è visto essere un problema molto importante che determina, oltre che invalidità, anche dei costi sanitari molto importanti, molto alti, e di conseguenza educare la popolazione sin dall'età pediatrica nelle scuole con l'informazione diciamo stradale, ma anche la popolazione adulta per come gestire la propria vita in un ambiente familiare, la casa. Ecco, senza dubbio porterà alla riduzione di traumi e quindi di invalidità e quindi di costi sanitari.